Oggi sono 22 gennaio, domenica, e io mi trovo a Montgenevro, in Francia. Oggi voglio fare un film come io scivo con le mie sci da fuori pista. Il mio scopo di oggi è di capire quale sci è meglio andare su fuori pista, uno più corto, uno medio o uno più lungo, e anche di far capire a voi altri chi guarda il film la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere le mie sci. Primo paio, lo sci più lungo con quale io inizio a sciare. Il mio primo sci è un sci da fuori pista Atomic, che ha più o meno le dimensioni della mia lunghezza, un po' più lunghi di me, più o meno 2-3 centimetri. Questi sci sono più lunghi e come sono più lunghi sono anche più difficili. Li mettiamo qua. Un altro paio di sci con quale voglio andare a sciare, sci la lunghezza media, sono sci da Armada, sempre da fuori pista, non da neve fresca che pista universale. Sono di altezza un po' più bassi di me, più o meno 3 cm, 4, più o meno hanno lunghezza 1,70. Il terzo paio di sci è il sci da Nordica in forza, che ha lunghezza ancora meno, più o meno 1,65, e questa è uno sci da neve fresca. Sono i sci lo sci più basso è primo, poi da Nordica, il secondo è Armada 3, Armada 3, e l'altro è Atomic Block. Secondo me sono tutti lo sci abbastanza buoni da sciare, hanno attacchi diversi. Uno da Marker, l'Armada ha attacco Shift, da Armada o anche stesso attacco Atomic. E poi l'Atomic Block ha l'attacco Marker Tour. E adesso mi cambio e prendo il biglietto e vado a sciare. Dopo un paio di minuti sono cambiato. Oggi tutto freeride, giacca freeride, pantaloni e anche scarpe Atomic Hawks. E adesso metto
le sci con quale non scio nella macchina, poi nella giornata vengo e li cambio. Mettiamo a posto gli attacchi e andiamo a sciare. Ecco, sono pronto, prendo gli sci e fino alla casa abbiamo da fare in 5 minuti. Comincio con le sci più lunghe perché con le sci lunghe è più faticoso a sciare. E al mattino, come i piedi non sono stanchi, vi consiglio di sciare con un paio di sci. Se avete più pai, scegliete quella più duro, più difficile. Sto arrivando alla pista, sono arrivato un po' tardi, ho perso un'oretta dall'apertura. Adesso faccio il biglietto. Ho fatto il biglietto tutta la parte di Mongenevo con Cesana, fino a Cesana, Clavier Cesana, mi ha costato 48 con assicurazione. L'assicurazione vale anche fuori pista. E la prima seggiovia è Chalmettes e arrivo fino a Gondraz e poi scendo giù e il film lo faccio solo con la prova, una discesa con ogni paio di sci e poi alla fine una conclusione, quale sci è andato meglio, e il film di oggi finirà così, perché in altri anni io vi ho fatto già vedere la pista di Mongenevo, di Clavier e anche la pista e anche la fuoripista. Salito sulla seggiovia Chalmettes che arrivo a Gondraz e poi scendo da là fuori pista. Facciamo la prima prova e oggi sarà una bella sciata perché guardate intorno, tutto bello, neve fresca, non so quanto è alto ma mi sembra che ha nevicato un giorno o due fa
e con il freddo che al mattino era meno 5, può darsi che rimane fino a sera così fresco e non si sciolga e anche non diventa ghiaccio. Ho deciso di prendere osservatore e non controllo. All'osservatore vicino e poi da osservatore inizio proprio la pista da freeride. Se avete visto il film, l'altro anno là all'inizio non c'era neve e io ho dovuto girare tutta la pista per farlo. Quest'anno invece se c'è neve inizio da là. Finalmente sono quasi arrivato su. È molto lenta questa seggiovia, mi ha fatto anche innervosire un po'. Ecco, alla fine ho deciso di non partire da la scritta freeride, ma andare a parte destra e a sciare vicino alla montagna, che lì è più neve fresca perché dappertutto sono tanti strisce già fatti nella neve, e a parte destra lo vedo più fresca e con meno strisce. Qui sopra c'è un vento forte, dobbiamo scendere così che facciamo un po' di fuori pista. Abbastanza duro, ma è rimasto anche un po' di neve fresca. Questa mi ha fatto cambiare l'idea guardate qui quanta neve anche in questa parte. Se riesco a avvicinarmi più alla montagna, ecco, si può partire anche da su, guardate là, si può partire anche se fate sci alpinismo con le sci con le peli, si può arrivare là. Qui non è ripido, però è neve morbida. Però si deve stare un po' storto. Con una gamba più in alto e una più in basso. E qui diventa ancora più ripido.
La neve non è tanto alta, sembrava più alta. Forse ha nevicato ha nevicato questa settimana, ma poco. Qua c'è una iscrizione, guardiamo che cosa c'è scritto. Che tipo è una zona delimitata, non so, proviamo a farlo. All'inizio devo camminare, devo spingere con il bastone, ma poi guardiamo là in basso che inizia a essere ripida. Come se non conosco la strada, però sono tanti, vedo tanti strisce. Mi devo un po', devo andare non così forte. Provo di non andare sulle strisce degli altri e fare le mie, sentire la neve morbida sotto. Così lasciata è più rilassante. Sulle strisce degli altri è duro e si va. Con le sci lunghe sento la stanchezza. Mi viene la voglia un po' di fermare. Come se il primo giro anche i piedi iniziano a bruciare, gli scarponi iniziano a prendere la forma del piede.
Qui li devo girare un po', perché è troppo ripido. Qui trovo tante vie, varianti di fare fuori pista. Sto guardando una via, ma qui dappertutto alberi, strisce. Ecco, là in giù già osservo la pista. Qua lo vedo molto ripido e mi sembra che sono arrivato dove poi inizia il tratto facile. Qui è ripido proprio sui 70 gradi. Si osserva anche una stradina, però la stradina io non lo prendo, tengo sempre la via forestale, ma solo che la pendenza mi porta piano piano laggiù. Io ecco dove sono arrivato. Però io su vie battute con sci da fuori pista non vado. E allora provo di prendere qualche foresta. Di rientrare nella foresta e scendere piano piano.
Là arrivo nel canale dove poi diventa fiume, però devo scegliere la via più o meno che riesco a scendere nel canale. Ecco qua è la migliore. Qui già dobbiamo fare molto attenzione ad andare non forte perché sotto sono le pietre. Ecco, magari bene che non è tutto ghiaccio. Non riesco ad andare molto forte in canale perché qui è un po' salita, un po' discesa che mi ferma e poi la neve fresca. Devo rientrare su la via dove sono passati gli alpinisti. Qui si può fare anche un salto. Il salto era da non era un salto, era piccolo ma non era tanto semplice. È come da freestyle, troppo in alto. Deve essere un po' più in avanti. Chi l'ha fatto per fare un salto. Piano piano sono abituato anche con questi sci lunghi. Prima non riuscivo a sciare con loro, li giravo non in maniera corretta, in maniera che lo volevo io. Tipo magari come oggi, piano piano facendo un paio di uscite fuori pista, i piedi si adattano e
e piano piano inizio ad andare nelle sorprese. Sul fiume c'è tanta neve e sembra che vado su un tratto normale. A volte lo capisco che sono sul fiume, sulla parte dove poi diventa fiume. Perché qui poi si osserva i buchi con ghiaccio. Sono quasi arrivato giù, mi sembra, mi resta più o meno un 100 metri. È la prima volta che faccio il canale, che vado sul canale quando non c'è l'acqua. Ecco, sono arrivato alla funivia. No, grazie.
E adesso torno alla mia seggiovia Chalmetres e poi vado con il primo paio di sci. Scio ancora per un'oretta più o meno e ogni 2 ore cambio le sci. Sono già le 11, dalle 10, ancora mezz'ora, fino alle 12 primo cambio, poi alle 14 secondo. Primo tratto, prima prova è andata molto bene, non sono caduto, i sci l'ho riuscito a girare anche sui tratti ripidi. Sono contento di me e dei miei sci. Vediamo poi la seconda prova. Fine della seggiovia Chalmetres. Ho deciso di non andare troppo su alla fine perché mi rimane un mezz'ora solo di sciata fino all'ora di cambio sci. E ho deciso di fare una più corta. Proviamo ad andare da qui. Se andate un po' piegato mi sembra che è una pista normale. Se diventa troppo ripido non vi rimane più che a spingere la neve in avanti, la causa delle valanghe. Come spingete un po' di neve, magari allontanatevi. Perché la causa delle valanghe è questa. Si spinge troppa neve. Ho superato un tratto di pista e sono di nuovo in foresta.
un tratto molto ripido. Qui è ripido e anche ghiacciato. Devo cercare i sci. E poi in più anche, guardate le pietre. Devo tornare a un tratto un po' più facile, solo che qui è tutto tanti strisce. Sono arrivato in pista. E di nuovo fuori. Se nevica questa settimana qua, la prossima 27 è proprio il giorno di fuoripista. Qui è tutto battuto già. E sembra che scio su pista normale, non su fuori.
Serve aiuto? Prego. Nel caso che vedete qualche bambino per terra, qualche ragazzina, aiutate a salire. Mi è bastato 10 minuti a tornare dalla fine del Falmetto, più o meno 1 chilometro. Dove c'è 400 metri di dislivello. Adesso vado a cambiare gli sci e proviamo altro paio. Sono arrivato alla macchina, adesso metto il primo paio Atomic Blocks nella macchina e prendo il secondo paio Armada. Armada 13 98. Il primo paio è andato molto bene, non sono caduto una volta, ho scivolato. Metto a posto le viti e vado. Dicevo di primo paio, sono solo una volta scivolato perché era troppo ripido e non avevo spazio di girare, e con il primo paio è andato. Vediamo poi il secondo. Sono le 12, sentite la campana. E sto provando il secondo paio. Qui c'è la via dal parcheggio che potete arrivare su fuori pista nella pista. E inizio sempre con Falmetes. Provo a fare lo stesso giro come con il primo paio di sci. Vediamo se c'è qualche differenza.
Еще un po'. Sono salito e qua giù il tratto fuori pista. Adesso mi trovo a Osservatorio e vado lì per la seconda volta. Provo di non ripetere il tratto, ma magari più o meno stessa per capire la differenza tra uno sci e altro. Scendo su stessa via di prima. L'area è meno 7, però nel canale l'acqua scorre, si scioglie. Probabile che sottoterra fa molto caldo e scioglie il ghiaccio. Scendo dal seggiovia Osservatorio e giro sempre a destra. Il vento non vedi. Qui è abbastanza forte, però più giù non c'è niente di vento. Si può anche scendere qui, guardate che sono già un paio di strisce e lì si arriva forse a Briançon. Oggi non scendiamo a Briançon, con una qualche occasione, le prossime volte se riesco a fare faccio anche un filmato. Sono vicino al muro scalato.
strisce sono tanti qui, però che qualcuno scende a fianco non c'è, e neanche da Soggiovia non ho osservato nessuno che voleva scendere di qua. Perché questa via non è tanto difficile, no? Questa paio di sci è un po' più leggero dell'altro, quasi 2 kg in meno. E la differenza del peso lo sento subito. Ecco, sto arrivando al seme che stamattina l'abbiamo incontrato. Già conosco la strada e questa è già fa aumentare la velocità. Sì, con il secondo paio di giro un po' più facile. Sono più leggeri. E più flessibile. Nella neve naturale si sente proprio che si piega e sento la punta e la coda come un arco che piega.
Con questi riesco anche ad andare più dritto sul tratto ripido. Ho preso un paio di legname che mi ha fatto cambiare la direzione. Per questo ho dovuto fermarmi. Devo fermare anche perché mi brucia le gambe. Però non di tanto. Provo a scendere, andare avanti dritto e scendere piano piano. Ecco, arrivo sempre a quella stradina. Se si ricorda prima, al mattino, quando sono arrivato e poi ho dovuto entrare nel canale. Sto guardando dove riesco a scendere, perché qui è proprio ripido. 100 gradi. Ecco là una via ho trovato. Devo stare molto attento quando scendo. E adesso sono passato la stradina e adesso sto scendendo nel canale che porta all'inizio della seggiovia Chamletes.
Ecco, finalmente sono arrivato nel canalino. Prima pietra, sensazione abbastanza diversa da primo paio. Poi qui imparate anche, se ripetete tanto, aumentate la pratica e sempre vi sembra meglio e meglio. Il canale non è ripido, come ho già detto, e la neve è troppo morbida, mi sta fermando. A volte devo camminare. Qui il canale finisce, no, c'era solo un ponticino, sembrava che, ma è più battuto e io devo andare sul battuto. Sul battuto vanno questi molto veloci. La posizione è importante, di prendere una posizione giusta. Ho piegato con la testa in avanti, così fa bene nei salti di non farsi male alla schiena e non andare con la schiena indietro. In questo caso con il tempo vi appare qualche mal di schiena.
Questa via lo potete fare anche all'inizio, quando imparate a fare freeride, che non è difficile, è molto facilissimo. Sono riuscito un po' a salire e poi con l'idea di scendere più veloce. Ecco, quasi con la funivia e discesa, salita e discesa, mi sono impegnato 40 minuti. Adesso provo ad andare a Claviere a lasciare un'oretta e poi proviamo il terzo paio, vediamo che differenza tra quell'altro. Mec, j'ai pris des bâtons trop grands aussi, ça y est. Vraiment mec, là ça fait un forage avec. Le détraillir, un oiseau, il venait d'une fusion entre un caillou et une feuille. Le dardon et tout. Décolle à gauche. Un bon boulet. Oui, je vois les enfants. Ok, sono salito e vado a Claviere perché ho pagato il giornaliero, ma là non ancora sono arrivato. Sono sulla seggiovia verso Rocher de Light, da là scendo a Claviere perché ho pagato il giornaliero e
se ho pagato vado anche a fare là un po' di fuoripista. Con il secondo paio sono riuscito a fare stesso tratto più veloce e mi resta ancora un'oretta e ho pensato di andare a Clavier. Secondo me riesco a fare una discesa e poi tornare al parcheggio di cambiare il terzo paio. Il secondo paio sono meno leggeri e anche, come ho detto già, ma anche più scivolosi. E poi anche io già sono un po' caldo, riscaldato e vado più veloce. Poi anche il tratto, se lo fai più volte, inizia a imparare tutte le stradine e lo fai più in fretta. Anche oggi una bella giornata, si vede tutta la via di Roche de l'Aigle. Qui troviamo tanta neve, più o meno le pietre sono coperte con 10-15 centimetri. Se nevica ancora un po' potete anche fare i salti sulle pietre. Sono arrivato alla fine della seggiovia Roche de l'Aigle. Scendo verso destra, da qui verso sinistra, ecco di là, e là arriviamo in parte italiana, o se no magari faccio subito a sinistra sulla pista nera. Provo un po' più ritmo. Dopo 10 minuti di seduta sulla seggiovia ho forza di farla.
Vado su fuori pista perché qui c'è neve fresca che fa diminuire la velocità. E qui la Roche dell'Aigo. Guardate se l'orologio è attivo. Forse c'è stato troppo vento e se fuori pista è troppo duro di farlo. È duro, ma siccome questi sono più universali, allora vanno anche bene. Sto facendo un tratto per me nuovo. Questa via non l'ho mai fatta. È un tratto abbastanza facile e bello, poi con neve fresca secondo me è più rilassante. Adesso è duro.
Il ghiaccio duro cambia la direzione. Sento i muscoli stanchi. Mi viene difficile a cambiare la direzione con i muscoli stanchi. Non sapevo neanche che da questa parte si possa sciare così tanto. Guardate quante salite e discese. E poi gli alberi sono lontano uno dall'altro. E anche trovo dei canali con le pietre, a chi piace sciare sulle pietre. Qui devo entrare nella pista perché la strada così mi... però non di tanto, perché qui guardate c'è un'altra via fuori pista. Qui la seggiovia è ferma e allora dobbiamo forse scendere fino giù. Qui trovo
più neve ancora, come nella parte dove ho stato prima. Come sapevo io che in Italia sempre è più caldo e c'è meno neve, invece no. Poi vediamo là dalla parte di Clavia. Qui mi sembra sotto c'è un lago. Speriamo che il ghiaccio tenga, se no rischiamo di dormire con i pesci surgelati. Ho preso la via senza che mi accorgessi e guardate dove siamo arrivati. Magari arrivo al tratto più duro e lì mi spingo con le braccia e così arrivo giù. Devo fare anche un po' di sci da fuoco. Ma magari mi passa il dolore dei muscoli. Mi passa sulle braccia. Qui un po' di discesa, dobbiamo spingere più forte e poi riesco a scendere. È un tratto di pianura, se non ha la velocità giusta
rischiate di stare qui tutta la sera e noi dobbiamo cambiare il terzo paio. Mi spingo anche con i piedi, un tipo di scheda a fondo tecnica skate per arrivare prima possibile giù. Ecco qua trovo una seggiovia che mi porta su. Prendiamo questa seggiovia. Una seggiovia con nome G-Mont. Guardate là da dove sto arrivando. Ascoltami, io ti voglio bene, ma adesso provo a scendere fino a Clavier, poi salire e tornare a Monginevro. Guardate qua, è proprio ripido ripido e io non penso di cercare qualcosa meno ripido. Ecco là sono le seggiovie, però anche le seggiovie sono il tratto ripido. Proviamo magari qua. Ecco.
qui già è ripido che non riesco a stare bene sulle sci. Davanti non si osserva niente, solo un paio di alberi. E adesso magari provo a scendere più giù possibile. Piano piano arriviamo da qualche via. Tanto le seggiovie sono come una guida. Magari che trovo qui abbastanza tanta neve. Avete visto che mi sono piegato un po' avanti? Ecco qua un tratto di pista, perché ho beccato un pezzo di albero. E guardate laggiù, è fine, è inizio, non fine di questa seggiovia. Ecco, ripetiamo stesso giro. Un po' sbaglio la strada. Andiamo prima finché non mi fanno la multa.
E questa strada già io lo conosco bene, qui arriviamo proprio a Clavier. Ero fuori pista qua. È finito. Oh! Devo claxonare, se no... Proviamo qui. E qua davvero sono in fuori pista. Adesso mi resta solo andare laggiù all'inizio di questa seggiovia. O se no, se riesco magari a camminare fino al Dalto, che non è tanto distante. Qui è Clavier. Questo posto ve l'ho fatto vedere tante volte. E chi guarda, se guarda qualcuno, e se anche è venuto qui, sicuramente se lo ricorda. Qui sono noleggio sci, scuola sci, deposito e tanti alberghi con ristoranti e bar, come da tutte le parti, in Italia, in Francia, Svizzera, ma anche da voi.
guardate quanti esperti iniziano a sciare. Esperti ma non in sci. In sci loro sono all'inizio. E qua anche africani. Che anche loro piace a sciare. Sono forse stranieri perché l'allenatore parla in inglese, che non hanno nel suo paese piste da sci, vengono qui in vacanza e imparano loro a sciare. Adesso entro sulla seggiovia Col de Boeuf, che poi devo fare a destra per arrivare a Montgenèvre. Sono salito. E adesso sto per scendere. È sempre fuori pista. Sono arrivato su un tratto di pista che non è stato battuto. E qua iniziano le pietre, ragazzi.
devo tornare indietro. Prima che becchiamo qualcuno. Però il tratto è molto impressionante. Se riesco mi avvicino ancora. Si può anche provare, perché qui già qualcuno è venuto. Probabile che è il fiume. E guardate in pista che ghiaccio. Davanti vediamo il trampolin e Monginevro. Qui hanno cambiato gli indicatori. C'è un magari alla fine rientro nella foresta e faccio un po' di fuori pista. Arrivo alla seggiovia serie Thibaut e trampolin, una vicina ad altra, e da qui prendiamo il trampolin, quale poi arriviamo . Arriviamo a Monginevro. È la prima studia che ho preso. Sì, anche perché non è morto, eh? No? No, questa la faccio tranquilla.
Adesso sto tornando a Monginevro. E prin Raițe. Vicino paesaggi nelle foreste non c'è tanta neve fresca. Perché guardate, migliaia di strisce. Migliaia di strisce e qua è la pista di bici, di mountain bike. Ho fatto un paio di salti, però non diretti sul tratto ciclabile.
La seconda volta cerco di arrivare direttamente al parcheggio. Ecco. E sono riuscito. Ecco il secondo paio. Sono andati molto bene anche. Ho sentito la loro leggerezza. Solo che guardate che strisce ha fatto. E una sola volta potete rovinare lo sci quasi di tutto, con poca neve e tante pietre, però non fa niente. Sono delle candelette speciali da diverse marche, neri, bianchi, trasparenti, che li potete dare sopra e coprire questi buchi. Adesso prendiamo il nostro terzo paio. Il nostro terzo paio è un paio di sci da Nordica. Nordica Enforcer, misura 1,69, da neve fresca. Sono da 2-3 anni che l'ho comprato e tra 10 minuti vado a sciare. Ho messo i sci nella neve e adesso prendo un pezzo di pizza con un po' di tè . Il tè nel termo è ancora caldo. Cinque minuti di riposo, poi regolo gli attacchi. Giriamo le vite, voglio dire. E poi di nuovo andiamo verso Gondras. Ci provo anche con questa a scendere il tratto di stamattina. Ecco, il terzo paio è pronto per sciata. Ho girato i bulloni e adesso vado sulla pista. Prima chiudiamo bene la macchina, perché i sci sono cari. Non li posso prestare a nessuno. La differenza tra questo paio e altri due, che questa
ha un attacco con le pinze. Davanti è destinato un sci che ha un attacco per sci alpinismo, perché anche se è da neve fresca o è un sci pesante che nessuno mai non metteva un attacco del genere, io su tutti i miei sci ho dei attacchi da sci alpinismo, perché a me piace fare anche sci alpinismo e io uso anche questi sci che sono più destinati, che sono da fuori pista, ma che quasi tutti mettono un attacco che riescono a salire con la seggiovia ma scendono o su pista o fuori pista. Con questi sci non ho tanto tempo da sciare, non 2 ore, però magari ecco 1 ora e mezzo, ma più o meno come con altri 2. E sempre parto da Salmiettos. E andiamo su fino alla pista freeride di gondola. Ouais, c'est vrai que si tu baisses la cheville, c'est... Poi sempre prendiamo a destra e scendiamo sulla via che abbiamo già fatto 2 volte. Vediamo come vanno questi, il terzo paio su quel tratto lì. Questo paio è il paio più corto di tutti, è più corto e più facile a girare. Questo ve lo dico senza che qualcuno me l'ha detto. Lo dico dalla mia esperienza. Dopo quei pai pesanti ho avuto una sensazione, un secondo o 2, che sui piedi non ho sci e volevo tornare alla macchina, però poi ho guardato che i sci ci sono sotto, perché sono proprio leggeri e corti. Sono arrivato alla fine della seggiovia Chamlets e per un motivo siamo fermati, un qualche motivo, non si sa, e mi sento come sopra una gondola.
vicino al parco. Qui il sole sta andando via e in ombra io ci ho male. E prendiamo la nostra osservatorio. Sono le 15:15, però è chiusa. On a un problème électrique. Il faut attendre les électriciens. Mais peut-être que vous ouvrez. Peut-être que ça réouvrira dans 30-40 minutes, le temps qu'ils arrivent et qu'ils checkent. Voilà. Mais pour l'instant, c'est fermé. C'est fermé pour l'instant. Hein? Problème électrique. Non, pas pour l'instant. Per un problema di elettricità devo scendere per forza di nuovo a Chamlet e prendiamo la fuoripista. Ecco, sono arrivati anche i vigili. Darsi che è un problema serio. Succede sempre con le seggiovie e cabinovie così. Ma non fa niente. Tanto poi la prossima riusciamo a trovare. Su fuori pista vado come la velocità dei turisti. E guardate, quando vado sulla pista inizio a superare. Sì, perché le mie sci sono sciolinate, non con fluoro ma magari prendiamo un po' di
fuori pista. E qua inizia il tratto forestale. E c'è tanta neve fresca. Questi sci sono proprio da neve fresca. Hanno forma per la neve fresca. E sono arrivato. Il terzo film inizio con la seconda parte, l'ultimo tratto voglio dire. Però se riesco ad arrivare su osservatorio e poi scendere questo tratto, già lo faccio sulla pista, così poi prendo un'altra seggiovia e faccio un altro tratto.
come non so se si capisce, ma è di giro più facile di altri paio. Ecco, sono arrivato giù. Peccato che l'osservatorio era chiuso. Proviamo anche questa volta, se no facciamo un altro tratto. Però allora lì l'avevi già perso. Per la 10ª volta già. Non ho contato. Prendo la scialmiezza. Adesso guardo se l'osservatorio è aperto, se no magari andiamo
a Gondraz. Dalla dalla seggiovia. Oh, da qui anche si osserva che l'osservatorio è chiuso e allora io devo fare la Gondraz. Dai. E poi girandomi qui guardate che ripido, si può provare anche a fare questo. Andiamo da Gondraz, che come distanza è ancora più lunga di osservatorio, però è un po' meno ripido. Quest'ora la temperatura non è cambiata, sempre meno 5, meno 6 come al mattino, però non si sente il freddo tanto. Ok, io sono vestito tanto, ok, scio tanto, ma lo sento più o meno come quando è a più 5. Su a Les Gondraz e ho cambiato idea perché tanto non riesco a arrivare a Les Osservatoire e allora ho cambiato idea di, come se ho visto, vedete là lontano
dritto c'è una seggiovia che lo vuole arrivare lì e fare tutta quella montagna così e scendere secondo me uguale da questa parte lì. Qui il vento ha formato i canali. Con i piedi un po' stanchi, anche questa paia di sci mi sembra pesante. E poi se c'è poca neve fresca sul ghiaccio cambiano la direzione. E a volte una gamba va verso destra, un'altra gamba va verso sinistra. Cerco di arrivare a quella seggiovia. Questo tratto non l'ho mai fatto. Forse l'ho fatto ma non c'è nei miei video. È la prima volta che faccio il video su questa parte. E poi dove c'è la seggiovia, su quella parte di fuori pista non sono mai andato.
Su quella pista sì, un paio di volte, ma come mi ricordo è una pista molto ripida, è molto difficile di fare. Pista è di colore blu, che significa che il colore per quelli che iniziano solo. Ho perso la velocità e mi hanno superato. Però li raggiungiamo. E questa, come dicevo io, è di colore nera. Allora qui si deve fare attenzione. La seggiovia si chiama creta. E poi guardate che là si può scendere anche da parte sinistra, si può scendere anche fuori pista. Poi ci provo le prossime volte. Con una nevicata si può provare. Lassù le vette sono ancora in sole. Magari arrivo e faccio un po' di bronzatura. Perché qui in ombra fa molto freddo. E guardate qui che pietre grandissime. Qui dovete aspettare tanta neve per farlo.
voglio provare a fare, come ho detto già, vicino, molto vicino a quelle vieti. Da qui mi sembra molto facile, non è come dal lato, dalla seggiovia di Gondraz, che mi sembrava molto ripida. Secondo me si può fare molto veloce e facile. È vicino alla fine di seggiovia Cret. Devo scendere e qui guardate, si può scendere che su via Roche de Lac, se no torniamo qui. Però guardate, questa pista è chiusa. E guardate come è ripida. Qui la neve fresca c'è poca perché hanno già sciato, però magari proviamo. No, non riesco a andare su, devo scendere. Piano piano. E cercare un po' di neve fresca, perché sul battuto sono troppo larghi e non tengo bene l'equilibrio. E guardate qua, c'è tanta neve fresca ancora e anche più il sole. Osservate le rocce. E stavo guardando dietro come una piccola mia spinta ha spinto tanti pezzi di ghiaccio. Qui con tanta neve può anche accadere delle lavine. E qua qualcuno ha fatto anche un freeride extreme a scendere
la vetta delle rocce diretto in basso. Solo gli esperti possono permettersi a scendere così. Provo a scendere in più basso possibile e anche a cercare la neve fresca. Così scio di più e vi faccio il tour con tutte le rocce delle crete. Come voi, anche io la prima volta sono su questo prato. Così vicino non mi sono avvicinato mai. Devo già scendere perché la strada diventa non da sciare ma da giocare calcio. Invece qua è ancora un po' ripido e bello. Per sciare. Guardate qua. È molto bello. Salite, discese e poi anche ripido. Sto guardando dove, che strada fare, però mi sembra che torno un po' sulla pista nera. Perché anche qui c'è un po' di neve. E guardate quel tratto che dicevo, tutto in pietre. Nella neve fresca i piedi iniziano a rilassarsi.
Invece sul duro li devo tenere molto stretti, molto duri. E così mi fa male ai muscoli. Siccome sono già le 6:25, torniamo al parcheggio. Se poi trovo la seggiovia giù aperta prendo ancora, se no, perché poi sono già molto stanco. Guardate qua che bello questi pietricini, passare vicino a loro. Però sotto li chiamo le pietre. Qui è molto morbida la neve, perché pochi che sono venuti a sciare qui. E arrivo sempre a qualche strada a finire. Ecco, anche il control si è chiuso e allora devo... E la seggiovia è chiusa.
tornare a Salmetes. Provo di fare qualche fuoripista. Ecco, ho trovato un pezzo, ma devo tornare sempre in pista perché là inizia un canale che l'altra volta l'ho fatto è molto brutto, diventa molto stretto e poi dovete prendere le sci in mano e camminare, salire, che è una cosa fastidiosa. Proviamo se riesco qua a salire. No, intanto. È sempre la nostra via forestale che arrivo a Salmetes. Già conosco le strade e conosco come girare. Qui so come girare, bene da dire.
Sono preso in capcana. Capcana di pietre. Con 30 cm di neve le pietre non si sentono sotto, perché poi guardo che sono 2 o 3 strati di neve caduta una sopra l'altra. Ho dovuto fermare un po', ma ho ripreso non da una distanza lontana da prima, sempre sono nella via verso Shalmez. Qui si arriva in ogni caso, non importa come girate, sul canale o sulla strada, arrivate sempre nello stesso punto. E vediamo che è tutto chiuso, ma questa funivia è ancora aperta. La giornata di oggi finisce qui. È già tutto chiuso. Arrivo alla macchina. Sono alla macchina. Finalmente, e adesso vi dico la mia conclusione. Finalmente ho finito la mia giornata di sci. Oggi ho sciato, come avete già visto, con questi 3 paia di sci. Una, la più lunga, Atomic, la media, Armada, e la terza, più corta, è Nordica. 2 da neve fresca, e la mezza
e per neve universale. La mia conclusione qual è? Che un buon sciatore deve saper sciare su tutti i tipi di sci, non importa la sua dimensione e la sua lunghezza, sicuramente non lunghi di 10 metri e larghi di anche, però sui sci normali un sciatore buono deve saper sciare. E qual è la mia conclusione? Che i primi io avevo Atomic, avevo i piedi non troppo stanchi e allora l'ho girato abbastanza bene, ma comunque nei tratti ripidi ho avuto un po' di difficoltà. La secondo paio Armada lui va bene nella neve molto profonda, si sente la sua flessione, il suo flex, ma anche va bene anche su pista battuta e anche fuori pista sui tratti duri, e allora sempre in questi momenti si è comportato meglio di altri. E la terza, come se oggi non è troppa neve fresca, tanta battuto, lo sci comunque è andato molto bene. È meglio che fate la prova su suo sci, come vi consiglia in negozio o da dove li avete acquistato. Allora vi ripeto la mia conclusione, che questi paio di sci possono andare tutti bene, in dipendenza della vostra disposizione, della sua anima e in dipendenza di come siete disposti a farlo. Per oggi è tutto qui, vi dico una buona giornata, sciate anche voi, fate le vacanze, camminate e tutto il resto. Vi dico arrivederci e